Bene, eccoci qua anche oggi insieme. In questa puntata parliamo di futuro contemporaneo in qualche maniera. Lo facciamo con Marco Orseoli, che è il responsabile media and partner di Store Eden, innovativa piattaforma che ha sede a Villorba. Il tutto parte da una partnership nata con Velvet Media, che è un'agenzia di comunicazione, per dar vita al distretto veneto dell'e-commerce. Il titolo della puntata in qualche maniera è: le pubbliche e le piccole e medie imprese sfidano i giganti della vendita online. Quando parliamo di vendita online pensiamo ad Amazon, eBay, Alibaba e chi più ne ha più ne metta. Nel 2018, leggo qualche dato, l'e-commerce in Italia ha superato i 27,4 miliardi di euro, più 16% rispetto al 2017, e la crescita del mercato in valore assoluto è pari a quasi 4 miliardi di euro. Beh, in questo grande business voi come pensate, sperate e volete inserirvi? Assolutamente sì. Allora, buongiorno a tutti intanto. Noi abbiamo creato questa collaborazione con Velvet Media, che è un'agenzia secondo noi eccezionale delle nostre zone. Si occupano Benché lo diciate voi, no? Sì, si occupano di marketing, di marketing online. E sono un'azienda molto dinamica e molto giovane. Noi in questa partnership ci inseriamo in qualità di partner tecnologico, cioè noi con la nostra piattaforma storeeden.com permettiamo in pochi minuti la creazione da parte di attività che hanno quindi con partita IVA, la creazione di un sito di e-commerce e la possibilità di vendere direttamente online i loro prodotti. Tramite Velvet sicuramente stiamo lavorando molto bene sul territorio. Ho visto un dato che mi ha colpito. Sì. Parlate di circa 8 ordini al secondo. Che vengono gestiti dalla piattaforma, sì. Ecco, con picchi di 8 ordini al secondo. Con tutto il rispetto per Store Eden, che comunque è piccola ancora in questo mare magno. Sì. Cioè, allora Amazon piuttosto che Alibaba quanti ne ha al secondo di ordine? Penso incalcolabili. Penso incalcolabili. Uno e già 8 persone hanno fatto un acquisto sulla vostra piattaforma, immagino il resto del mondo. Assolutamente sì, ma guarda, poco fa parlavo con una signora che ho incrociato nei corridoi e mi diceva che l'e-commerce secondo lei è il futuro, e purtroppo è un errore che tanti imprenditori fanno, pensando che l'e-commerce sia il futuro. In realtà è terribilmente il presente. È futuro presente, insomma. Sì, assolutamente. È un canale che bisogna sicuramente cavalcare per gli imprenditori. È un segnale che tante aziende anche del nostro territorio stanno sentendo, a breve, per esempio, so che andrà online il nuovo sito di Garmont, bellissima realtà delle nostre zone nel settore delle scarpe da montagna, attrezzatura da montagna, e tante altre aziende della zona. Qual è, voglio dire, la filosofia per cui ha senso in qualche maniera un sito di e-commerce con una ubicazione definita, che può essere il nord-est in questo caso, visto che voi vi rivolgete in particolare alle piccole e medie imprese? Perché uno alla fin fine, non mi dica siamo bravi, siamo più belli, lo do per scontato, ma perché uno deve scegliere voi piuttosto che Amazon? No, noi anzi, la domanda è giustissima, non scelgono noi al posto di Amazon, infatti noi siamo partner di Amazon, perché la filosofia è quella di non andare a contrastare i giganti della vendita online, ma per l'imprenditore è l'idea proprio di utilizzare la loro visibilità e la loro potenza già acquisita a vantaggio di chi vende i prodotti. Ecco che con Store Eden... Sempre italiani siamo. Noi siamo italiani, siamo italiani, in particolare. Ci teniamo particolarmente a sottolinearlo. Notizia di pochi giorni fa, Store Eden è diventata una tra le 7 piattaforme a livello mondiale che sono state abilitate alla vendita su Instagram.
che è un canale, Certo. un canale molto importante per questo settore, e diciamo che ci inorgoglisce parecchio essere tra le 7 mondiali, e penso Certo. la prima e l'unica in Europa come piattaforma. Noi puntiamo a sviluppare un ecosistema di partner, come dicevo prima. Velvet Media è uno, e abbiamo legato tantissimo, ci siamo appena conosciuti, sicuramente c'è stato del feeling. Ci sono tantissime, circa un'ottantina di aziende in Italia attualmente che utilizzano StoreEden per costruire i siti di e-commerce ai loro clienti, e oltre a loro abbiamo anche dei partner tecnologici che sono... Provo a rifare la domanda di prima. Sì. Dando per scontato che siete bravi e quant'altro, ma c'era bisogno di un'altra piattaforma? Cioè, perché c'è bisogno di StoreEden secondo voi? Ma allora, noi l'abbiamo pensata, noi come azienda Sembra abbiamo, un plus, per abbiamo cui voi circa una ritenete decina, di avere un più di ruolo. qualcuno, e soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano, nel senso che noi all'inizio abbiamo sviluppato, quindi ci siamo fatti le ossa sviluppando e-commerce, utilizzando le tecnologie più famose, più conosciute al mondo. E facendolo abbiamo, diciamo, distillato quello che secondo noi erano i punti di forza di ogni piattaforma e i punti di debolezza di Arriviamo questa al dunque, piattaforma. questo Abbiamo lo volevo fatto un riassunto e abbiamo creato uno strumento che secondo noi è l'ideale per la piccola e media impresa, ma anche per la multinazionale, per cui è una soluzione scalabile e che può dare delle risposte soprattutto al mercato italiano. Il mercato italiano è caratterizzato da fortissima personalizzazione, cioè ogni azienda, ogni cliente, ogni prodotto è diverso da altri, e per cui ha bisogno di specifiche metodologie di vendita, e StoreEden è molto flessibile, per cui è uno strumento soprattutto flessibile, quindi può andare incontro alle esigenze delle aziende, e evita, secondo noi, anche quello che è uno dei problemi che impedisce molto spesso agli imprenditori di approcciarsi al mercato online, che è quello dell'affrontare la problematica tecnologica. La problematica tecnologica, Voi siete più semplici. noi siamo molto più semplici, nel senso che si può fare tutto online, non servono server, non servono tecnici, quindi un utilizzo molto, molto facile, e anche i costi sono abbattuti, per cui noi il Da nostro voi servizio... a voi potrebbe rivolgersi anche l'artigiano. Da noi può rivolgersi l'artigiano tranquillamente, e avendo dei costi di accesso molto, molto superabili, molto affrontabili, cosa che molto spesso tanti imprenditori non si approcciano, perché la start-up di un sito di e-commerce magari prevede un investimento di 10-20 mila euro. Questo frena molto. Invece con StoreEden noi abbiamo Non mi dica il scelto... prezzo. No, abbiamo scelto proprio una formula diversa, Ok. cioè un avvio che è un software as a service, per cui si affitta, si affitta un servizio, ed è diverso. Se ho letto bene, siete un'azienda giovane. Sì, abbiamo una decina d'anni come azienda. Ecco, nel settore dell'e-commerce 10 anni sono tanti o siete ancora... No, siamo un'azienda giovane. Io faccio conto che io sono il più anziano in azienda e ho 38 anni, quindi siamo un'azienda di giovani, dinamica, con delle prospettive di crescita molto ampie, sicuramente, però diciamo che siamo contenti di questi 2 anni, di questi ultimi 2 anni di crescita, perché sono i 2 anni in cui StoreEden è diventato una tecnologia pubblica, insomma. Ecco, il grande lavoro è stato quello degli 8 anni prima, cioè creare la piattaforma, la tecnologia. Oggi, mi permetta, banale, fate più o meno i vigili, gli amministratori del condominio? No, allora sicuramente gli 8 anni sono stati fondamentali, perché sono stati 8 anni di studio, di esperienza certo. e di pianificazione, Anche poi di una cioè, crescita. di realizzazione. E di sviluppo, di realizzazione. Sono stati anni molto intensi, e infatti io sono orgoglioso di far parte di questo team di giovani che hanno creato questa piattaforma, e da fare nei prossimi anni ce n'è finché si vuole. Ecco, ma il futuro di una piattaforma è un po'... mi viene in mente non so, il postal market di una volta, no? Il catalogo. Poteva essere fatto a colori, più bello o meno bello, con più però quello era. La piattaforma ha lo stesso tipo di prospettiva, cioè
Si può ormai migliorare solamente nei dettagli perché il grosso è stato fatto? Assolutamente no. Cioè, la tecnologia evolve di anno dopo anno e ci sono servizi nuovi che possono essere utilizzati sulla piattaforma. Il nostro focus è proprio quello. Noi ci concentriamo sullo sviluppare la piattaforma e per cui fornire agli utilizzatori servizi sempre aggiuntivi. Ecco che siamo partner, come dicevo prima, tecnologici di molte aziende che si occupano di servizi di pagamento, di molte aziende che si occupano di logistica, molte aziende che si occupano di customer care, per cui sono tutti servizi che gli utilizzatori della nostra piattaforma possono trovare a disposizione. Ogni giorno abbiamo richieste ulteriori di integrazioni di nuovi servizi sulla piattaforma e questo è il nostro focus. Oggi perché uno si rivolge all'e-commerce? Beh, Perché abbiamo passato... tempo, perché? Ma uno come... Cioè, un cliente. Un cliente, perché abbiamo tutto il telefono in mano, siamo tutti collegati a internet continuamente e la maggior parte delle informazioni le andiamo a prendere direttamente in internet perché è più facile, è più veloce e senza scomodarci, utilizzando anche spazi minimi, possiamo accedere alle informazioni. L'utente e il cliente normalmente che entra in un negozio è un utente avanzato, è un utente pro, cioè è un utente che bene o male ha già le informazioni sul prodotto che vuole acquistare. Entra in un negozio virtuale? Entra in un negozio, no, ma anche fisico. Okay. Anche fisico, infatti quando noi parliamo di e-commerce non vorrei fare una distinzione in modo tale che si capisca che sono due linee diverse, cioè il commercio elettronico e il commercio nel negozio fisico, perché per noi è commercio. Certo. Cioè, io posso prendere le informazioni online, poi posso anche andare a fare l'acquisto nel negozio fisico, però per quanto riguarda noi sono strumenti, quindi il sito internet e il negozio, sono strumenti che permettono ad un cliente di operare le proprie scelte e di venire a completare gli acquisti. Che compri online o che compri in un negozio è sempre un acquisto. Per concludere con un sorriso, lei si è vestito dove? Online o in negozio? Assolutamente, assolutamente online. Online. Grazie a Marco Orseoli, che è il responsabile media and partner di Storeden, innovativa piattaforma, abbiamo capito fra l'altro che è una proposta nuova, insomma, per le piccole e medie imprese del Veneto. Innovativa piattaforma con sede a Villorba, Lancinigo per la precisione, in provincia di Treviso, e al centro di un progetto insieme a Velvet Media per la nascita del distretto veneto dell'e-commerce. Buon lavoro, non vi manca. Grazie mille. Alla prossima.